Il ministro dell'Interno e leader del nuovo centrodestra, Area Popolare, Angelino Alfano, ha applaudito e festeggiato la promozione dell'Akragas in Serie Lega Pro dagli spalti dello stadio Esseneto, in occasione della gara casalinga contro il Marcianise. 6-0. Ascoltiamo Alfano al microfono di Dario Piparo. Arriva allo stadio Esseneto, un ritorno per lei per questa festa dell'Akragas, ecco le sue emozioni. Una splendida gioia dopo 32 anni, io ero qui 32 anni fa da ragazzino negli anni 80 quando ci fu la promozione ed è una gioia che si rinnova. La cosa splendida è rivedere questo stadio pieno. Agrigento lo meritava e io spero davvero che questo successo sia veramente la metafora, l'idea di un riscatto della città, è un riscatto che passa anche per il calcio. Continueremo a mettercela tutta per fare sì che questa promozione non sia un fuoco di paglia e che la Lega Pro non sia la gioia di un istante. Ecco, il suo impegno in prima persona non è mai stato sotteso neanche dai vertici della società dell'Akragas. Adesso anche nel prossimo futuro con la Lega Pro lei darà un contributo sostanziale, in che forma e in che possibilità? Io proverò a continuare a dare una mano, io ce la metterò tutta, proverò a dare una mano e spero che tanti lo facciano. Intanto l'obiettivo, il primo obiettivo è illuminare lo stadio, perché sarebbe paradossale, anzi sarebbe pirandelliano che avendo lo sponsor dell'Enel venisse a mancarci la luce e questo dobbiamo assolutamente evitarlo e lavoreremo con la società e con tutte le istituzioni per fare sì che dopo il sì dell'Enel non ci sia lo stop della burocrazia. Dobbiamo impedire che la burocrazia rallenti l'illuminazione dello stadio. Intanto anche Agrigento si accinge a un'altra sfida importantissima, che è quella del rinnovo degli assetti amministrativi. Anche per l'NCD si tratta delle prime amministrative ad Agrigento, ecco come ci si sta approcciando. Oggi non parlo di politica, godiamoci la festa, è la festa di tutti con un solo colore che non è politico ed è il biancazzurro.